L'indagine è partita da un controllo di routine alla Tisana con l'arresto di due corrieri e il sequestro di 2 chili di marijuana, ma alla fine ha smantellato una rete criminale di narcotrafficanti italo-albanese operante su scala nazionale. L'operazione, denominata King George, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste in collaborazione con gli investigatori delle Fiamme Gialle contro la criminalità organizzata sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Il bilancio finale è di 16 arresti, 35 indagati e il sequestro di quasi 100 kg di droga, oltre a beni e disponibilità finanziarie per 1.100.000 euro, tra cui un'Alfa Stelvio modificata per il trasporto della droga, orologi di lusso, contanti e armi, 3 pistole con matricola a brasa e 10 armi bianche. Gli stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, venivano distribuiti nelle principali località turistiche del nord-est, tra cui Lignano, Bibione, Jesolo, Caorle, Grado e Sistiana, all'esterno di discoteche, pub, stabilimenti balneari e strutture ricettive. Le basi logistiche erano in diverse province della Lombardia e in Toscana, i canali di approvvigionamento lungo la rotta balcanica. L'indagine si è sviluppata attraverso pedinamenti, appostamenti, intercettazioni audio e video e attività tecniche, facendo emergere un'organizzazione strutturata che utilizzava piattaforme di comunicazione criptate, sostituiva continuamente i telefoni cellulari, le schede SIM e le autovetture per eludere i controlli. La droga veniva stoccata in appartamenti e garage intestati a prestanome e poi distribuiti da una rete di corrieri, cosiddetti cavallini, incaricati di rifornire sia le piazze di spaccio lombarde sia le località turistiche dell'Alto Adriatico. Gli investigatori hanno inoltre scoperto una serra nella campagna pavese destinata alla produzione di marijuana.